Lunedì 30 ottobre, San Marciano Vescovo. È il 303esimo giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 62 al termine. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 17:02. La luna si leva alle 17:48 e tramonta alle 8:42. Il Maggior Consiglio di Venezia decreta la costruzione di 50 pozzi da dislocarsi nei luoghi più idonei della città. In seguito si decreterà che l'acqua potabile, prelevata dal fiume Brenta, sia venduta soltanto al minuto, con l'obbligo per gli acquaioli di versarne 100 burci nei pozzi pubblici ogni anno e gratuitamente. Le previsioni per domani. Permangono condizioni di tempo in parte perturbato con cielo molto nuvoloso fino a metà giornata. Poi la nuvolosità tenderà ad attenuarsi. Saranno probabili precipitazioni diffuse nella notte fino al primo mattino. Poi improbabile diradamento sui settori centro-meridionali della pianura con fenomeni a carattere sparso. Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su gran parte del territorio regionale entro fine giornata con ultimi fenomeni sui settori orientali. I venti in quota fino al mattino risulteranno ancora tesi forti da sud-ovest, poi ruoteranno da nord nel corso del pomeriggio. In pianura, fino al primo mattino, i venti saranno deboli moderati da nord-est nell'entroterra e tesi forti di scirocco sulla costa. In seguito ruoteranno da ovest mantenendo intensità moderata. Temperature minime in marcato calo e raggiunte in serata, massime in aumento in pianura e superiori alla media del periodo, specie sui settori meridionali.